Buonasera a tutti, buonasera ai consiglieri. E possiamo cominciare il Consiglio Comunale di stasera, giovedì 19 giugno. Prima di dare corso alla discussione lascio la parola al segretario per l'appello. Benissimo, buonasera. Allora, per l'appello Gonzo presente, Cazzola presente, Lagonerina presente, Zamberlan Davis presente, Treviso Claudia presente, Calgaro Giosuè l'avevo visto? Sì, sta arrivando. Dal Pezzo Isabella presente, Mantiero Marco presente, Benetti Nicoletta. Benetti assente, giustificata immagino. Bortoli Sara presente, Perinemma presente, Valente Valentina presente, Rizzi Angelo presente, De Franceschi presente, Bertoldo presente, Del Bianco Anna presente, D'Ameda. Quindi assenti solo Benetti, presenti 16 allora. Presenti 16. Bene, possiamo procedere. Grazie segretario, allora possiamo procedere con la discussione dei punti dell'ordine del giorno. Il primo punto dell'ordine del giorno è la lettura e l'approvazione dei verbali delle sedute del 28 aprile e del 21 maggio, che do per letti e che metto in approvazione. Favorevoli per alzata di mano? Tutti favorevoli, contrari, astenuti? Massimo De Franceschi. Consigliere De Franceschi. Favorevoli 15, astenuti 1. Benissimo. Bene, grazie. Punto numero 2 all'ordine del giorno c'è l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 2,1, articolo 3, comma 1 e articolo 4,3 della legge regionale 25 del 1992 ad oggetto la richiesta indirizzata alla Giunta regionale di variazione delle circoscrizioni comunali dei comuni di Sovizzo e Isola Vicentina per la riunificazione delle frazioni di Gnago nel territorio del comune di Isola Vicentina. Questo punto dell'ordine del giorno è un argomento che verrà discusso anche nel Consiglio Comunale di Sovizzo il giorno 24 e ringrazio anche per la presenza dell'assessore Valentino Oliviero che rappresenta il Comune di Sovizzo che ho invitato a partecipare a questa seduta. Si tratta di una richiesta, avrete sicuramente visto i documenti che sono stati inviati, si tratta di una raccolta firme che è stata attivata dai residenti della frazione di Gnago che abitano in territorio di Sovizzo, ora Sovizzo, già Gambugliano, per riunificare appunto la frazione di Gnago nel territorio del comune di Isola Vicentina. E lo chiedono in virtù della storia e della geografia e della morfologia della frazione e quindi i comuni di Isola Vicentina e di Sovizzo si sono attivati in un dialogo per cercare di individuare al meglio le aree oggetto di variazione della circoscrizione e come potete vedere il territorio di Gnago in comune di Sovizzo è proprietario di 221 particelle complessive per una superficie complessiva che sfiora i 450.000 metri quadrati, mentre la viabilità comunale ammonta appunto a 13.400 metri quadrati. Non vi sono edifici di proprietà del Comune di Sovizzo, l'argomento è già stato affrontato anche nella Commissione Statuto e Regolamenti del nostro Comune, quindi come amministrazione comunale, come la Giunta ha valutato favorevolmente in vari incontri che sono stati svolti sia con i cittadini richiedenti sia con l'amministrazione comunale di Sovizzo favorevolmente, hanno accolto favorevolmente questo argomento che per essere affrontato nel Consiglio regionale ha bisogno della validazione dei consigli comunali coinvolti, quindi quello di Isola Vicentina e quello di Sovizzo. È aperta la discussione. Se posso. Sì, prego, Bianco. Noi siamo favorevoli, nel senso che Gnago per noi è una parte importante del comune, del territorio. Ci fa piacere che i cittadini si sentano vicini al comune di Isola Vicentina.
anche perché abbiamo visto dalle relazioni che avete fatto e che comunque conosciamo, molti servizi sono già gestiti da noi, il cimitero, i trasporti, quindi bene, e il voto poi sarà alla Regione che sceglieranno, e quindi noi favorevoli e siamo anche compiaciuti di questa richiesta da parte dei cittadini di Gnago interessati. Grazie consigliere Del Bianco. Prego consigliere D'Almeida. Sì, una domanda veloce. Questa annessione di questo territorio, possiamo sapere quante famiglie, cioè più o meno indicativamente corrisponde, nuclei familiari insomma? Dovrebbe essere riportato in proposta di delibera, si tratta di popolazione di Gnago, comprendente via Zovo e via Mondeo, alla data del 31/12/2024 ammontava a 45 abitanti, 27 maschi e 18 femmine. La popolazione del comune di Sovizzo al 31/12/2024 era di 8.180 abitanti, mentre quella di Isola Vicentina 10.348, giusto per dare anche la dimensione. Poi c'è la divisione per fasce di età, comunque dovrebbe trattarsi di una ventina di nuclei familiari, bene o male. Comunque tutto dalla parte est, cioè diciamo ovest, diciamo, rispetto alle linee a spartiacque, sì, da parte ovest. quindi morfologicamente parlando, parte ovest, sì, e sud. Bene, se non vi sono altri interventi passerei alla votazione, quindi colgo favorevolmente gli interventi che sono stati enunciati dai gruppi consigliari. Punto numero 2 all'ordine del giorno di oggi, che non rileggo, ma è l'avvio di procedimento per la riunificazione delle frazioni di Gnago nel territorio del comune di Isola Vicentina. Favorevoli per alzata di mano? 8, 13, 12, 4, 16, tutti favorevoli, contrari, astenuti, nessuno. Grazie, abbiamo bisogno anche della immediata eseguibilità, quindi favorevoli per alzata di mano? Tutti favorevoli, contrari, astenuti, nessuno. Bene, grazie anche per questa approvazione. Ora propongo ai consiglieri un cambio di ordine del giorno per la discussione del punto numero 4, se siete tutti concordi nell'anticiparlo al punto numero 3, in sintesi, in virtù della presenza del presidente di Soraris Samuele Zanardello, che ringrazio per la presenza, e ringrazio e saluto anche l'assessore Oliviero. Ci vedremo il 24, delegherò anch'io perché sarò altrove. Però bene, insomma, ti porti a casa, caro Assessore, l'approvazione del Consiglio Comunale di Isola Vicentina, immediatamente eseguibile. Grazie, saluti al Sindaco. Quindi propongo ai consiglieri... Qualcuno si oppone? Non si oppone nessuno, mi sembra, quindi possiamo passare alla votazione, alla discussione. Io avrei qualcosa da dire. Su questo argomento del... Stiamo solo proponendo di anticipare il punto numero 4... Sì. al punto numero 3 e poi così da liberare il Presidente Zanardello, al quale è sopraggiunto un impegno, se non l'avremmo fatto prima, quindi grazie Samuele, Presidente, per questo tema. Qual è il punto di ordine del giorno? È la presa d'atto della validazione del PEF del 2025 per la gestione dei rifiuti solidi urbani e l'approvazione dei tariffe tari per il 2025. Ecco, noi voteremo, la deliberazione sarà quella che andrà verso la presa d'atto, perché i PEF sono già stati validati dal Consiglio di Bacino. Prego Presidente. Buonasera, grazie, mi scuso per la voce ma ieri era molto peggio. Buonasera e grazie. Allora, anche quest'anno cerco di raccontarvi un po' e fare un riassunto di quello che succede nel mondo dei rifiuti. Sapete che dal 2020 ARERA è entrata a piè pari nella gestione dei rifiuti e ha emanato una serie di delibere e di direttive che dopo di fatto sono norme e quindi l'elaborazione del piano finanziario secondo il metodo ARERA viene fatto attraverso un'applicazione fornita da ARERA rispetto alla quale poi il Consiglio di Bacino ne verifica la validità e ne verifica la coerenza. Quindi
Le tariffe che i cittadini di Isola Vicentina andranno a pagare nel 2025, ma che hanno pagato anche nel 2024, per effetto del metodo sono figlie dei costi che Soraris ha sostenuto nel 22 e nel 23, cioè il metodo calcola l'anno n partendo dai costi effettivi dell'anno n-2. Quindi Soraris, diciamo, ha una sorta di ritardo, come tutti i gestori d'Italia naturalmente, nell'incasso dei costi effettivamente sostenuti, perché li riceve con 2 anni di ritardo. Quindi gli aumenti che si sono verificati nel 24 e che si verificano nel 25 non sono nient'altro che gli aumenti che Soraris ha sostenuto nel 22 e nel 23. Tutti ci ricordiamo qual era il costo dell'inflazione, qual era il costo del carburante, qual era il costo delle merci in quel periodo lì, e ARERA, quando ci sono questo tipo di variazioni, non te le fa recuperare subito, ma te le fa recuperare dopo 2 anni solo se sono certificate nel bilancio. Quindi noi dobbiamo fornire all'autorità di bacino la contabilità analitica. Di ogni comune abbiamo un unbundling contabile dove ovviamente conosciamo tutto il costo di ogni singolo servizio fornito a ogni singolo comune. L'autorità di bacino, attraverso un advisor, che nel nostro caso è la società Paragon Advisor di Bologna, ne verifica con il bilancio e i driver forniti la congruenza contabile, la congruenza fiscale e anche la congruenza nel rispetto dei servizi forniti. Una volta fatte tutte queste verifiche qua, ne valida il contenuto e lo invia ad ARERA. Il percorso è un percorso piuttosto complicato ed è un percorso blindato, nel senso che il metodo ARERA per il 2024 e per il 2025 in sostanza ha preso i costi del 22 e del 23 per il 25 e dove non era stata applicata l'adeguamento inflattivo ha adeguato l'inflazione a quella che era del periodo e quindi da lì nasce sostanzialmente l'aumento del 9% del piano finanziario rispetto al piano finanziario dell'anno precedente. Sono tutti parametri che sono fissi all'interno del software di ARERA e sappiamo benissimo che ARERA ha un obiettivo molto chiaro, quello di arrivare progressivamente alla tariffa unica, cioè sta facendo e adottando lo stesso identico percorso che è stato fatto ormai 20 anni fa con l'idrico. Dopo la legge Galli nel 94, chi ha più esperienza si ricorderà che l'idrico ha fatto un percorso sotto la tutela di ARERA e adesso abbiamo le tariffe a livello provinciale addirittura e arriveremo alla stessa identica metodologia. In questi giorni ha emanato gli ultimi documenti di consultazione per quello che sarà il metodo di calcolo 2026-2029 e la sorpresa qual è stata? Che mentre fino ad oggi ARERA ha messo le mani sul metodo di calcolo del piano finanziario, cioè sul montante da cui dopo viene l'applicazione delle tariffe, no? Perché una volta determinato il piano finanziario, i 980.000 euro, le tariffe sono niente di più e niente di meno che un'operazione matematica di suddivisione secondo l'algoritmo del 158-99 sulla base imponibile del territorio. E ARERA ha elaborato e ha buttato fuori una bozza di delibera dove mette mano anche all'algoritmo tariffario. Con una sorpresa importante, perché mentre oggi noi abbiamo una tariffa fatta di tutta una serie di componenti, la nuova tariffa di ARERA è stata definita pentanomie, cioè avrà 5 quote, di cui viene scorporata una quota dai costi fissi che si chiamerà quota per il decoro urbano, cioè bisognerà identificare in maniera chiara e dettagliata tutti quelli che sono i costi cosiddetti indivisibili per il decoro urbano, spazzamento strade, pulizia dei cili stradali, diserbo dei cili stradali,
caditoie, se ci sono dentro le caditoie, eccetera, e in fattura i cittadini si troveranno questa componente. Questa componente la dovranno pagare tutti, anche chi oggi è esente dalla Tari perché magari non ha gli allacci dell'energia elettrica, i mobili, eccetera. Cioè, solo per il fatto di possedere un'abitazione il cittadino dovrà pagare la componente decoro urbano. Questo cosa darà come effetto? Darà ovviamente che tutti i cittadini che fino ad oggi hanno pagato pagheranno qualcosa meno, perché su quella componente si allarga la base imponibile. È una componente indivisibile e quindi per il momento il legislatore ritiene che debba essere pagata da tutti. Sono state fatte molte osservazioni, però di solito ARERA tira dritto, come si dice. Quanto vale il piano finanziario di Isola Vicentina? Il piano finanziario di Isola Vicentina vale 981.000 euro, che sono ripartiti in 380.000 euro in costi fissi e 600.000 euro in costi variabili. Queste componenti poi appunto vengono ripartite nella parte fissa e nella parte variabile, sapendo che la parte variabile poi è ulteriormente suddivisa fra costi per la raccolta del secco, la raccolta dell'organico, la raccolta del vetro e la raccolta della carta. Quindi noi siamo già molto vicini, diciamo, a quella che è la tariffa pentanomia definita da ARERA, perché proprio scorpora tutti questi servizi. Il principio di ARERA è chi inquina paga, e quindi chi produce i rifiuti se li deve pagare. Il piano finanziario quindi aumenta del 9%, le tariffe aumentano di un punto percentuale in meno, quelle per coloro che non hanno la raccolta carta e vetro, e di un paio di punti percentuali in meno per tutti gli altri. Le tariffe aumentano un po' di meno perché da quando più o meno l'anno scorso siamo riusciti a concordare con i vari comuni lo scambio della banca dati anagrafe demografica, che ringrazio ancora il segretario perché ci ha dato una grande mano sul percorso che abbiamo fatto, Soraris ha avviato un percorso di controllo e verifica degli evasori, e quindi man mano stiamo andando alla ricerca di chi non si è mai iscritto, perché fino all'anno scorso Soraris non aveva accesso alle banche dati anagrafe dei comuni, e quindi tutte le denunce erano, come dire, svolte in autonomia dai cittadini. E adesso noi siamo partiti con un lavoro strutturale su tutti i comuni, e questo ci porterà nei prossimi paio d'anni ovviamente ad allargare la base imponibile, perché stiamo stimando che arriveremo a regime con un 3-4% di base imponibile ulteriore. Finalmente, come dicevo prima, a fine 2024 il garante della privacy ha dato questa autorizzazione dopo 2 anni di documenti, e quindi questo sarà un beneficio anche per tutti gli altri utenti. Per quanto riguarda le utenze non domestiche, invece, gli aumenti riflettono esattamente quella che è stata l'aumento del piano finanziario. La ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche rimane invariata. Anche in questo caso dal 2026, sempre nelle bozze di delibera che ARERA ha messo a disposizione, oggi i costi i 981.000 euro vengono pagati al 70,8% dalle utenze domestiche e al 29,2% dalle utenze non domestiche, perché nei comuni dove siamo partiti parecchi anni fa con la tariffa puntuale come Isola Vicentina, abbiamo sempre cercato di allineare questa ripartizione dei costi alla misurazione. Dall'anno prossimo sembra che ci diano 2 anni di assestamento, e anche la ripartizione dei costi dovrà essere calcolata su basi oggettive, quindi bisognerà andare a vedere i litri svuotati dalle utenze domestiche, i litri svuotati dalle utenze non domestiche, e poi i costi saranno ripartiti con questa logica. Ecco. Io mi fermerei qua, oramai
Il metodo ARERA io lo considero consolidato, perché adesso questo è il quinto anno che lo applichiamo. Purtroppo, dico purtroppo, so che è difficile da, come dire, digerire anche per le amministrazioni, perché di fatto ARERA ha tolto qualsiasi potere decisionale, in quanto si basa proprio su un concetto industriale governato totalmente da loro. Grazie, sono a vostra disposizione. Grazie Presidente per la esaustiva relazione. Lascio la parola all'assessore Calgaro per il suo intervento. Beh, intanto buonasera a tutti, ringrazio anch'io il Presidente Simone Zanardello per la splendida spiegazione. E niente, quello che andiamo ad approvare oggi è quindi il piano economico finanziario, come si è detto, del 2025, e so che quando si parla di tariffe la preoccupazione è sempre quella dell'aumento tariffario. E l'aumento previsto, in media del 9%, leggermente meno, 8,80, è un aumento che purtroppo è un adeguamento normativo nazionale e nello specifico delle regole fissate, come si è già detto, da ARERA, e a cui tutti i comuni italiani devono applicare lo stesso metodo, che appunto impone la copertura completa dei costi del servizio attraverso le tariffe. Nel nostro caso l'aumento deriva da fattori oggettivi, l'adeguamento dei costi da parte del gestore, l'inflazione e gli aggiornamenti imposti dal metodo tariffario nazionale. Detto questo, il nostro impegno è concreto nel migliorare l'efficienza del servizio, nell'aumentare la raccolta differenziata e nel combattere l'evasione e sostenere le famiglie più in difficoltà. Siamo consapevoli delle difficoltà del momento e affrontiamo con responsabilità questo passaggio oggi in Consiglio. Purtroppo non possiamo fermare i regolamenti nazionali, le norme nazionali, ma quello che possiamo fare dalla nostra parte è rendere il sistema più giusto, sostenibile e vicino ai cittadini. Ecco, grazie. Grazie Assessore. È aperta la discussione naturalmente, si prenota Bertoldi. Grazie Presidente. Da me da accendere il microfono e va, quindi prego consigliere. Grazie. Grazie al Presidente di questa esaustiva spiegazione, però io volevo chiedere che lui lo sta spiegando a noi consiglieri, perché o c'è in programma anche di farlo una serata di spiegare queste cose a tutta la cittadinanza, che sono loro più che altro più cointeressati a questo argomento, come è stato fatto in altri comuni anche, mi risulta. Anche qui è stato fatto con l'aumento delle tariffe. Ecco, allora, chiedevo, no, visto che quest'anno si parla del 9%, l'anno scorso si parlava del 6%, l'altro anno del 16%. Allora, io dico, in 3 anni abbiamo raggiunto un 31% di aumenti, in 3 anni. Se andiamo avanti in questo passo, in altri 5 anni avremo le tariffe raddoppiate. Quindi poi magari mi risponde. L'altro discorso mi diceva che voi prendete in considerazione un bilancio di 2 anni prima. Ma quali costi vengono presi in considerazione? Tutti i costi o solo alcuni del vostro bilancio? Perché, voglio dire, se voi assumete un nuovo dirigente è un costo, no? E quindi alla fine quel costo si traduce in aumento della Tari. Ecco, quindi anche questo è un discorso che bisognerebbe capire bene come, non è che voglio insegnarle come fare il bilancio, perché insomma sui profitti e perdite uno lo sa, ma cioè, è interessante capire questo, perché noi sì, ci possiamo anche fidare, ma se domani la Sorari dice abbiamo speso tot, noi non possiamo contestarlo, dobbiamo solo essere, cioè è un aumento in positivo e basta. In positivo intendo non positivo o negativo, è un'imposizione che a me potrebbe anche andare bene, ma diciamo se l'amministrazione gli sta a cuore tutta la cittadinanza, dovrebbe fare una discussione con tutta la cittadinanza sugli aumenti per ogni anno. Quindi questo è il mio pensiero, insomma.
Grazie consigliere. Io faccio presente, allora, per gli elementi pratici e tecnici richiesti del consigliere Della Meda, lascio le parole poi a Zanardello. È evidente che alcune questioni che sono state affrontate sono già state affrontate pubblicamente, poi con interventi pubblici in cui abbiamo spiegato, magari non recentissimi, però è pubblica anche questa seduta di Consiglio Comunale. Ad ogni buon conto bisogna considerare che Soraris è una società pubblica, il servizio è affidato a Soraris in house providing, cioè è come se fosse un servizio in casa e vige il controllo analogo, quindi tendenzialmente il Presidente risponde, no tendenzialmente, materialmente il Presidente risponde alla proprietà che sono i 18 comuni. I 18 comuni hanno individuato un collegio sindacale, un revisore del conto, la società si avvale di consulenze, quindi non c'è spazio per allargare maglie o fare gestioni a fisarmonica, si fanno gestioni materiali. Posso parlare anche come Presidente del Bacino Rifiuti, insomma la gestione di Soraris, consigliere, è guardata con attenzione, adesso sembrerà che l'oste venda il vino buono, però è guardata con attenzione dagli altri gestori e anche nella fusione con AVA. Il modello è attenzionato ed è anche considerato, quindi da questo punto di vista non si può dire che ci siano disattenzioni, ecco, nella gestione. Non devo difendere il Presidente Zanardello, che è capacissimo di difendersi con le proprie mani, però è giusto per il controllo analogo, il gruppo ristretto di 5 amministratori che fanno controllo analogo, cioè come se fosse il controllo delle attività degli uffici comunali piuttosto che dell'Unione dei Comuni, insomma è identico e quindi la gestione è sotto osservazione costante come se fosse la gestione di un ufficio comunale all'interno dell'edificio del municipio. Comunque lascio la parola a Zanardello per le risposte più pratiche. Sì, allora... Allora, aspetta un secondo Samuele, perdoni Presidente, c'è il consigliere Bertoldo che vuole integrare forse le richieste. Sì, mi aggancerai così agevole magari il dottor Zanardello che poi deve dare una risposta unica visto che comunque l'intervento è simile a quello del consigliere D'Ameda. Simile, comunque molto, molto vicino. Noi appunto esaminando quest'ordine del giorno abbiamo comunque preso in considerazione e valutato anche i bilanci di Soraris e abbiamo potuto vedere che nel 2023, che era l'anno a cui lei si riferisce, che poi ha determinato le tariffe attuali, Soraris ha comunque avuto un utile d'esercizio al netto delle imposte di 638.957 €. Quindi insomma un utile diciamo molto rilevante che poi si è abbassato l'anno scorso, visto che il bilancio è già pubblicato, a 360.000 € mal contati. E non possiamo che osservare come un utile di esercizio così rilevante, o meglio così rilevante, è un SPA certo con dei volumi economici importanti, però comunque se noi consideriamo l'aumento degli 80.000 € dei costi stimati che poi determinano la tariffa, in buona sostanza, per farla, la tariffa aumentata del 9%, quindi quegli 80.000 €, e consideriamo che comunque c'era un utile, la domanda era se può anche darci una spiegazione di come è stato utilizzato l'utile d'esercizio, perché appunto l'utile può essere o trattenuto dall'azienda e poi investito in attività che potrebbero essere anche di efficientamento, e l'efficientamento è anche un efficientamento dei costi solitamente, quindi ci aspettiamo adesso, guardi non abbiamo verificato tutti i bilanci, però immaginiamo che il trend sia quello, cioè c'è un margine di utile e quell'utile viene investito in società per efficientare il tutto e quindi in teoria si pensa per ridurre i costi, soprattutto in un'epoca in cui no, certo, però poi se ci illustra, grazie. E quindi ecco questo, insomma, ci ha fatto un po', è saltato molto all'occhio questa, appunto, l'utile d'esercizio in confronto a questi costi in aumento e quindi all'aumento delle tariffe. Grazie. Grazie a voi. Allora, rispetto alla prima domanda, no, che era quali costi del bilancio? Tutti. Il bilancio è un bilancio industriale, ha dentro tutta una serie ha dentro tutti i costi
industriali e di gestione, e vengono gestiti attraverso una contabilità analitica. La ripartizione dei costi di bilancio viene fatta perché noi abbiamo il numero di ore, i chilometri fatti, il numero di ore camion, il numero di ore uomo, le tonnellate di rifiuto gestite, smaltite, eccetera, per ogni singolo comune, e quindi è una contabilità di dettaglio. E concordo con lei che se Soraris sbaglia direttore o comunque assume 2 o 3 persone in più, fa aumentare i costi, ma Soraris assume 2 o 3, negli ultimi anni ne ha assunte 13 persone in più, perché è imposto dalla norma. Vi faccio degli esempi. Quando io sono arrivato in Soraris lavorava con 14.700 ore di straordinario all'anno, perché chi c'era prima di me aveva una visione diversa probabilmente, ma il contratto nazionale del lavoro prevede che un operatore non possa fare più di 75 ore di straordinario all'anno. Io ne avevo che facevano 500 ore di straordinario. E è chiaro che far lavorare il personale con straordinario costa meno che assumere, però noi facciamo un lavoro su mezzi pesanti e i miei uomini tra un turno e l'altro, ad esempio, devono avere 11 ore di riposo perché viaggiano col cronotachigrafo, e io non mi assumerò mai la responsabilità di non rispettare queste norme. Dopo ARERA dal 2022, la delibera si chiama 1522, in gergo TQRIF, ci ha obbligato a introdurre il numero verde obbligatorio. Tutte le telefonate che i cittadini fanno vengono registrate, risponde un call center, vengono registrate e vengono mappate in questo sistema ARERA di 56 indicatori, dove quando noi non siamo compliance all'80 o al 90%, dipende dall'indicatore, veniamo sanzionati. La gestione del numero verde ha comportato 170.000 euro di costi, fra tutti i comuni naturalmente, per la gestione del numero verde, e comporta una persona che tutti i giorni smista circa 600 ticket che arrivano dai cittadini. Altri esempi banali, ma non tanto. Il vetro o la vendita dei materiali. No? La vendita dei materiali nella mentalità, nella visione di chi non gestisce rifiuti è fatta di grandi ricavi. Però, siccome il territorio della provincia di Vicenza non è dotato di impiantistica pubblica, noi tutti i materiali li vendiamo ai privati e i privati fanno il prezzo. Ad esempio il vetro fino all'anno scorso si prendevano 103 euro a tonnellata, adesso se ne prendono 34. Noi, per evitare questo crollo pazzesco che per il mondo Soraris, tenete presente che muoviamo circa 6.000 tonnellate di vetro all'anno, e perdere 70 euro su 6.000 tonnellate sono 360.000 euro di mancati ricavi, che si traducono in 700.000 euro di costi, no? Perché alla fine dopo li detraggo. E abbiamo fatto un accordo con Agno Chiampo Ambiente e con Valore Ambiente di Vicenza. Nel capannone abbiamo affittato dal comune di Sandrigo il capannone ex Acovis che abbiamo davanti, e abbiamo fatto una stazione di stoccaggio del vetro in maniera tale da non avere solo le nostre 5.000 tonnellate, ma mettendo insieme quelli degli altri due ne lavoriamo 17.000 di tonnellate, e siamo riusciti a spuntare un prezzo di 67 euro a tonnellata, però rispetto all'anno scorso ne perdiamo comunque 30. I costi di smaltimento al termovalorizzatori di Schio sono passati da 128 euro nel 2022 a 136 nel 2023 a 148 a tonnellata dal 2024. E potrei elencarvi
le bombolette spray, per darvi un'idea, no? I rifiuti tossici, bombolette spray, eccetera, nel 22 costavano 830 euro a tonnellata, oggi le paghiamo per smaltirle 2.630 a tonnellata. Tutto il giro delle riciclabili, che per noi vale circa 2.100.000 euro di ricavi, per avere 2.100.000 euro di ricavi spendiamo 3 milioni e mezzo, abbiamo 3 milioni e 4 di costi. Allora, la domanda che mi viene fatta anche quando faccio le serate è: ma ha senso fare raccolta differenziata? Sì. Perché vuol dire non consumare materia prima. È chiaro che se io porto tutto a schio e brucio, tiro fuori solo vetro e metalli, spendo meno. Ma credo che non si possa pensare una cosa di questo tipo oggi. Quindi la raccolta differenziata costa tantissimo e costerà sempre di più. Perché costerà sempre di più? Perché chi segue un po' anche la stampa e anche le notizie estere, l'Europa, ad esempio, da quest'anno non sta più parlando di riciclo, ma sta parlando di riuso. E sono due parole che sono ai poli opposti nella gestione del rifiuto, perché riciclo, ad esempio la plastica, vuol dire che io trito tutto, faccio combustibile, riciclo sviluppando energia e sono a posto. Riuso, e abbiamo cominciato a mettere su qualche comune le macchine mangia plastica, mangia bottiglie. Riuso vuol dire che ci faranno separare le bottiglie da tutto il resto. Costerà un sacco di soldi. È vero che dopo le bottiglie le vendo a 400 euro a tonnellata invece che a 115 che vendo la plastica mista oggi, ma avete idea che una bottiglia pesa 24 grammi? Cosa devo fare per fare una tonnellata? Vuol dire che io mando in giro camion vuoti. Quindi la gestione del rifiuto nelle dinamiche europee è solo ed esclusivamente, e ARERA l'ha scritto a caratteri cubitali, salvaguardia dell'ambiente a qualsiasi costo. Ad ARERA non gliene frega niente se costerà 10-15. Tenete presente che le nostre tariffe, tra l'altro, sono tra le più basse di tutta la provincia, perché AVA pagano di più, e Agno Campo Ambiente pagano di più, eccetera. Perché? Perché negli anni Soraris ha investito molto anche nelle aree H24, adesso ne faremo altre 4 di nuove e così via. Porteremo sempre di più avanti il modello Alto Adige, dove, se voi guardate in Alto Adige, ci sono comuni che non hanno neanche la raccolta dei rifiuti, perché la gente è così evoluta che va quando ne ha bisogno. Questo vuol dire fare un passaggio culturale enorme. Ma ci arriveremo. Io progettai il mio primo sistema di raccolta puntuale a 9 dove abito nel 98 e mi diedero del pazzo perché venivo dalla scuola Alto Adige. Adesso è la normalità, no? Quindi ecco. Quindi i costi vanno dentro tutti e i costi aumentano di anno in anno perché abbiamo tutta una serie di incombenze nuove. Adesso noi dobbiamo mettere in piedi l'ufficio che si chiama per ARERA, si chiama regolazione contro room misure, perché come per voi comuni ogni mese, 2 mesi bisogna che qualcuno tiri fuori una quantità industriale di dati che probabilmente non leggerà nessuno, però bisogna mandarli. Ecco. Questo è il tema dell'aumento dei costi. La seconda era legata, mi faccio un flash, gli aumenti, l'utile. Allora, se voi avete guardato bene il bilancio 23, l'utile è fatto di 2 voci. 353.000 euro, se non ricordo male, sono l'utile d'esercizio e 310.000 euro sono il rilascio di un fondo. Soraris aveva un fondo accantonato di 310.000 euro che era stato accantonato per una causa che 2 lavoratori avevano fatto alla società, ma che l'hanno fatta dopo in N società, per avere riconosciuto il cosiddetto tempo cambio tuta. Nel senso che i lavoratori volevano che gli venisse riconosciuto 20 minuti al giorno in più rispetto all'orario in lavoro normale
che è il tempo che ci impiegano per cambiarsi quando arrivano al lavoro. Capite che mi sembra una roba ridicola. Noi ci siamo opposti, dopo un anno e mezzo finalmente il giudice ci ha dato ragione e quindi abbiamo rilasciato il fondo, perché i 310.000 euro sarebbe stato il necessario. Se avessimo trovato un giudice che dava ragione ai lavoratori, noi avremmo dovuto pagare questo tempo tutta. L'altro tema che sempre fa aumentare i costi, ad esempio adesso col nuovo contratto nazionale del lavoro, che è già in essere ma fino adesso il sindacato ha tollerato, ma adesso non tollera più, è che tutti i cassonetti a 4 ruote non possono più essere svuotati da un singolo operatore. Quindi nei giri dove io ho dei cassonetti con 4 ruote, quindi da 1100 litri in su, devo sempre mettere 2 operatori, se no non vengono svuotati. Anche su questa partita potremmo stare qua a discuterne delle ore, perché si tratta di spingere, no? Però queste sono le regole, e mettere 2 operatori su un camion è diverso che metterne uno. L'utile è stabilizzato, cioè ARERA nel calcolo dell'utile ha una formula. L'utile viene fuori da 2 valori nel metodo ARERA. Uno è si chiama sharing, cioè la capacità che il gestore ha nel migliorare la vendita delle raccolte differenziate e trattenere un 16% dei ricavi dalla vendita per fare utile, definito da ARERA, e l'altro viene fuori dalla remunerazione del capitale investito. Oggi ARERA su tutto il capitale investito e sul netto circolante applica una remunerazione del 5,67%. Queste 2 voci qua fanno una media di 350-370 mila euro all'anno, che nel piano industriale proiettato da qui al 2030 aumenteranno anche un po'. E cosa serve? Allora, non facciamo dividendi, nessuno ha dividendi, e ci serve per ammodernare la flotta. Noi abbiamo una flotta di 64 camion, hanno una vita media oggi di 8 anni, vecchissima. Abbiamo camion nuovi e camion di 17 anni. Anche qua filosofia di chi c'era prima di me, dal mio punto di vista, ma non mio, chiunque faccia l'industriale sa che un camion, quando ha superato i 6 anni, diventa più un costo a gestirlo che a cambiarlo, e quindi di norma vengono fatti investimenti sugli automezzi, vengono fatti investimenti sugli ecocentri, però l'utile è il 2,4% del volume d'affari di Soraris. Se c'è qualcuno che ha un'azienda e che è in grado di farla stare in piedi col 2,4% di utile, è un mago. Da noi sta in piedi perché è un'azienda pubblica e tra lo scopo sociale non ha quello di fare dividendi. Ecco, questo è un po' la logica. Non calerà la tariffa. ARERA ha stimato che minimo da qui al 2030 la tariffa andrà su minimo del 3% all'anno. E per le dinamiche che vi sto dicendo adesso: sicurezza sul lavoro, impossibilità di trovare gente che lavora, ammodernamento dei sistemi, dei mezzi e la volatilità dei mercati. Anche le tariffe di smaltimento, avete visto, da 128 euro a 148 euro a tonnellata in 2 anni, sono tanti soldi. Però, ribadisco, anche Schio che ha il termovalorizzatore, cioè non è che i comuni di Ava pagano meno. Il termovalorizzatore è un impianto sottoposto a regolazione regionale, è la regione che decide la tariffa per quel tipo di impianti lì e tutti la devono pagare. Quindi queste sono un po' le dinamiche che non lasciano più spazio proprio a nessuna scelta. È una dinamica industriale che deve sempre avere una sua logica. Spero di avervi risposto. Grazie. Sì, grazie. Andiamo verso la conclusione del punto. Senta, Presidente, volevo farle un'altra domanda. Le risulta, oppure mi conferma, che
la società Soraris ha intenzione o in mente di fondersi con qualche altro gruppo o qualche altra società, e questa cosa come influirà sull'impatto sulla tariffa? Grazie. Lo faremo Prego, domani, Presidente. sì, lo faremo domani mattina, nel senso che Soraris si fonderà entro quest'anno con Alto Vicentino Ambiente, l'anno prossimo con Agno Chiampo Ambiente e con Valore Ambiente Vicenza, perché c'è una norma che prevede che per ogni bacino di gestione dei rifiuti ci sia un unico gestore. L'alternativa è che tutto il bacino viene messo in gara e se si mette in gara qua arriva ERA, giusto per fare un nome. Come influirà? Allora, dove io ho vissuto queste esperienze ha influito positivamente, nel senso che si riescono a fare degli efficientamenti. Tante volte questi efficientamenti qua dopo vengono bruciati da condizioni di mercato, però tutta la parte amministrativa avrà di sicuro degli efficientamenti, la parte operativa sul territorio no, perché quelli sono gli uomini. Il nuovo contratto del lavoro prevede che un uomo non possa svuotare contenitori con più di 16 kg dentro. Capite che è una follia se faranno passare questa logica qua, perché vuol dire che questi non ci svuoteranno più nessun contenitore. E nella logica di Utilitalia del sindacato, questo ci porterà di nuovo alle isole stradali nell'arco di 10 anni, forse meno. Grazie. Prego, consigliere Bertoldo. Allora, ho capito che lo spazio per gli interventi è in esaurimento, faccio solo una dichiarazione di voto allora, come capogruppo. Abbiamo preso atto della relazione tecnica del dottor Zanardello, che ringrazio. Lei prima parlava proprio stringatamente di mancati investimenti pubblici che di certo non aiutano a diciamo, contenere quantomeno gli aumenti dei costi. Quindi sì, impianti pubblici che quindi si dovrebbero fare con degli investimenti pubblici. Quindi sicuramente prendiamo atto e sappiamo che la raccolta differenziata è costosa, è sicuramente più costosa che nella precedente gestione della raccolta dei rifiuti e diventerà sempre più costosa. Però prendiamo anche atto, e lei ce lo conferma, che il pubblico a questo punto dovrebbe fare degli investimenti in impianti per adeguarsi alla nuova modalità di differenziazione dei rifiuti e in seguito, poi in futuro, di riutilizzo. E quindi sarebbe stato come dire, confortante per noi, magari non dalla parte tecnica che gestisce un'impresa e quindi si limita a applicare la normativa, ma magari dalla parte amministrativa e politica, che ci venisse anche detto quali sono gli investimenti che si stanno facendo nel territorio, magari a livello di bacino, per appunto avere anche qui, o comunque avere nel bacino della provincia di Vicenza, questa strumentazione pubblica che potrebbe aiutare a ridurre queste tariffe così in aumento. Quindi la nostra dichiarazione di voto sì, siamo contrari insomma, a questo punto all'ordine del giorno. Grazie. Grazie, grazie consigliere. Per quanto riguarda gli investimenti pubblici, la Regione del Veneto ha pubblicato un bando con cui mette a disposizione 22 milioni di euro per progetti che vanno da 200.000 a 3 milioni, 200.000 euro a 3 milioni di euro, destinati a comuni che in forma singola o associata presentino progetti atti anche a rivedere, rigenerare, riconformare i servizi di raccolta e smaltimento o di avvio di smaltimento dei rifiuti. Il Consiglio del Bacino ha dato oggi il nulla osta a 4 progetti, tra cui uno è quello di Soraris, che insieme con AVA, insieme con Valore Ambiente e con Utilia, sono altri nomi di gestori che hanno presentato a loro volta progetti ai fini dell'aggiudicazione del bando di gara per migliorare in diversi sistemi, si va dal tessile agli ingombranti passando per l'impianto di cui parlava prima il Presidente, di stoccaggio, anche in un'ottica di creare le sinergie al fine di
consentire al futuro gestore unico, che dovrà essere costituito entro il 2030, quindi la fusione di tutti i soggetti e quindi l'aumento delle sinergie, che sono già in corso perché i gestori si stanno già parlando, anche, mi permetto di dirlo, insomma, grazie alle condizioni che abbiamo creato per fare in modo che il dialogo esista e sia fattivo e produttivo, quindi gli investimenti pubblici non stanno mancando. Di sicuro siamo in una fase in cui l'aumento dei costi, l'aumento delle tariffe sarà molto maggiore rispetto alla forza degli investimenti pubblici attualmente in corso e in atto. Do un dato molto semplice: dal 2019 al 2023, al 2024 completo, perché i dati sono completi, dal 2019 al 2024, se confrontiamo i due dati, in mezzo c'è stato il Covid, quindi sono due come dire, parentesi molto ampie. La popolazione del bacino di Vicenza, quindi i 90 comuni afferenti, 89, è diminuita di 10.000 unità, le tonnellate prodotte dalle stesse persone nello stesso comprensorio è aumentata di oltre 50.000 tonnellate di prodotti, di rifiuti prodotti. Quindi capite che c'è una tendenza all'aumento di produzione di rifiuti, e questo è un dato materiale che può essere anche generato, perché lo abbiamo sempre detto, fin da quando abbiamo introdotto la raccolta differenziata porta a porta, che le produzioni di rifiuti dipende dalle nostre abitudini di consumo, e più noi ordiniamo, ad esempio via Amazon o altri nomi che non serve per fare pubblicità a nessuno, più la produzione di rifiuti aumenta. Alluvioni come quelli di Castelnovo o altri eventi come quelli di Valdagno aumentano la produzione di rifiuti, quindi è una situazione che è sempre più, ripeto, oggetto di attenzione. L'ho detto prima, come è oggetto di attenzione la gestione dell'azienda, è anche oggetto di attenzione la produzione di rifiuti, che si sta dimostrando in crescita nonostante tutto, quindi è anche un tema di abitudini di consumo. Per questo dico che la tendenza dell'aumento dei costi sarà sempre più ampia di quelle che saranno le capacità di spesa pubbliche per fronteggiare il sistema della raccolta. Andremo verso un'eliminazione della raccolta differenziata porta a porta? Chi lo sa. Ci sono esercizi in corso anche nel comune di Malio, dove sono state riportate le isole ecologiche con i bidoni, con i vecchi cassonetti, no? Chiamati intelligenti, perché dovrebbero consentire di misurare chi porta e cosa porta, e quindi si elimina una parte del costo della manodopera, che però rimane per tutta una serie di altri servizi. Va bene, è un tema che richiederebbe un consiglio comunale apposito, però direi di passare alla votazione del punto dell'ordine del giorno, se siete d'accordo. Il punto numero 3 ora, presa d'atto del PEF 2025 per la gestione dei rifiuti urbani e approvazione dei tariffetari 2025. Favorevoli per alzata di mano? Favorevoli 368, 311, favorevoli 11. Contrari? Astenuti? Nessuno. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Favorevoli per alzata di mano? 8 e 311. Contrari? Contrari 5. 5. Astenuti? Nessuno. Bene. Grazie Presidente, buonasera a lei, e buon rientro e arrivederci. Passiamo ora al punto numero 4, variazione al bilancio di previsione 2025, 26 e 27 e conseguente aggiornamento del documento unico di programmazione e piano delle opere pubbliche 2025-2027. La variazione di bilancio vale €267.000, quello è l'avanzo amministrazione che viene applicato per questa variazione appunto, e sono stati finanziati verranno finanziate con questo avanzo di amministrazione alcuni interventi per spese correnti di servizi tecnici e amministrativi, il sistema di monitoraggio del livello di acqua e torrente Giara-Orolo, un investimento di €100.000 per l'acquisto della cucina dell'asilo nido
e altri 50.000 euro per la realizzazione del marciapiedi dell'asilo nido e interventi straordinari agli edifici scolastici. È aperta la discussione. C'è un intervento, una richiesta di intervento del consigliere De Francischi. Prego, consigliere. Sì, abbiamo analizzato come gruppo dettagliatamente tutte queste variazioni e ho una serie di domande anche per capire nel merito quelle che sono state le scelte fatte dall'amministrazione. Una variazione di bilancio, lo sapete meglio di me, è anche uno spostamento di obiettivi da un punto di vista politico, perché poi è coi soldi che si fanno le cose e dunque da parte nostra è nostro dovere andare a capire da cosa sono generate queste variazioni. Qui abbiamo, secondo me, tre situazioni distinguibili. La prima è quella che ha ricordato il Sindaco e che è riportata anche in delibera e che è la variazione di bilancio relativa all'applicazione dell'avanzo di bilancio, cioè i 267.030 mila euro. C'è una seconda situazione che va ad applicare un contributo che è arrivato dalla VEPA di 8,94, scusate lo rispiego a mio beneficio, anche per farmi capire nell'esposizione, ed è per questo che si va a cambiare il piano delle opere pubbliche. E la terza situazione, che nella delibera non viene ricordata, e lo sottolineo volutamente perché viene data un po' per scontata, questa è un'abitudine che spesso si trova nelle variazioni di bilancio, sono tutta una serie di altre variazioni in entrata e in uscita che si trovano però sicuramente all'interno dell'allegato di dettaglio che spiega quelle che sono state le variazioni che sono state poste in atto. Parto dalla prima situazione. Le cifre che vengono riportate nella delibera, il primo punto, che vengono definite spese correnti non ricorrenti, è un po' una definizione strana, ma vabbè, prendiamo atto, spero sia coerente, insomma è corretta, parla di 100.030 di servizi tecnici e amministrativi. Queste due variazioni sono rilevabili nel dettaglio al capitolo 1388 e al capitolo 2454. Al 1388 riguardano, così dice la dicitura del capitolo, studi, collaudi, prestazioni professionali. L'ho sintetizzata, ma dice questo, per ben 75.830 euro. Dunque è stata prevista una spesa in più per studi, collaudi e prestazioni occasionali di 75.000 euro. Questa è la mia prima domanda, è cosa sono queste spese in più per studi e collaudi. Siccome è una spesa importante di 75.000 euro, ritengo sia doveroso esplicitare maggiormente a cosa si riferiscono. L'altra componente, che è il capitolo 2454, per arrivare al totale di 100.030, sono spese per servizio di asilo legate all'asilo nido, vengono chiamate spese per servizio asilo nido. E qui ho la seconda domanda su questo primo ambito. Andando ad unire anche gli altri interventi dell'asilo nido che troviamo poi, abbiamo interventi per l'asilo nido che sommano a 124.200 più ulteriori 50.000 euro per il marciapiede. Sono cifre importanti, sono cifre assolutamente dovute e sulle quali possiamo anche essere d'accordo pur di far partire un servizio così importante per la comunità. Però la domanda che ci viene rispetto a questa variazione è perché entrano ora in variazione? Ci sono stati degli imprevisti? Ci sono stati a livello di progettazione delle cose non previste? Ci sono stati degli incidenti per arrivare a dover aggiungere ora in una fase di quasi completamento dell'opera questi importi? Ecco, se il Sindaco me lo permette, io mi fermerei per situazione, o preferisce che dica tutto? Dia sfogo alle... Allora dico tutto. Queste dunque le prime domande rispetto alla prima situazione. Cosa sono questi collaudi o prestazioni professionali per 75.000 euro?
e queste importanti cifre che sono state previste all'interno della progettazione dell'asilo nido da cosa derivano? Appunto, se sono generati da imprevisti, da elementi non pianificati nella progettazione, da incidenti, da puntini, quello che mi direte. La seconda situazione che viene, famiglia diciamo, che viene identificata in questa variazione è quella legata appunto, che è nella seconda pagina, della variazione del piano delle opere pubbliche, che nasce, mi pare di capire, dall'acquisizione di un contributo di 894.000 euro dalla VEPA, sì, dalla VEPA, e al quale si unisce una accensione di mutuo di 397.000 euro, portando una spesa complessiva che supera circa i 1.350-1.400 euro. Dunque viene introdotta un'opera che viene titolata di efficientamento energetico delle scuole in generale, che ha un valore così importante. E qui nasce la domanda: cosa è previsto all'interno di questo progetto così notevole e che ha un importo così cospicuo? È in qualche maniera, ed è la seconda domanda, questo intervento legato al percorso della comunità energetica? Perché posso pensare che parte di questi, punto di domanda, che parte di questi soldi siano spesi per impianti fotovoltaici o cose similari, e dunque possano essere un avvicinamento, un passo in avanti rispetto al tema delle comunità energetica, che in qualche maniera è stata sponsorizzata anche da questa amministrazione. E questa è la domanda su questo ambito. Il terzo ambito, che è quello che appunto non viene esplicitato in delibera, ma si trova capitolo per capitolo all'interno del dettaglio, riporta tutta una serie di ulteriori entrate e di ulteriori uscite. La prima è ulteriore, parliamo delle entrate, la prima ulteriore entrata, che è il capitolo 1010, è un'entrata in più di 35.276 euro che è legata all'IMU. La domanda è: questa IMU è una previsione della maggiore IMU che abbiamo previsto per le aree che si vogliono mantenere edificabili e che non sono state costruite? Lo dico in questi termini per farmi capire che è una delibera che abbiamo adottato qualche tempo fa in un altro consiglio comunale. Se non è così, se non è questo il motivo, gradiremmo conoscere da cosa vengono generati questi 35.000 euro in più di IMU. Poi ci sono altre voci assolutamente trascurabili: maggiore tasi, un contributo per la giornata ecologica, sanzioni. C'è una voce, capitolo 3315, legata agli impianti radio, che presumo sia una nuova antenna per i telefoni, per i cellulari, che fa entrare 11.100 euro. Data che è una previsione inserita ora, mi viene da dire era un'antenna che non c'era, punto di domanda, e che è stata installata da nuovo. È un rinnovo di un contratto? Ecco, anche qui gradiremo capire da cosa nascono questi 11.100 euro. Ci sono poi altri elementi, fino a un totale di entrate ulteriori di 60.827. Su questo terza situazione, andando al campo delle uscite, ci sono anche lì tutta una serie di uscite in più che vengono elencate, tra le quali abbiamo anche 7.000 euro in più di indennità agli amministratori, sgravi di imposte, 8.000, 8.750, quasi 9.000 per spese relative al materiale informatico, un contributo in più per le scuole materne di 5.500 che ci vede assolutamente favorevoli, impianti sportivi per altri 5.000, spese per il cimitero di ulteriori 15.000, per portare a un totale di 63.524. Finisco, sto arrivando.
Qui vado su una questione un po' più tecnica, credo, poi mi direte. All'interno di queste variazioni vi è cioè il totale di queste entrate che io ho citato e di queste uscite ha una differenza di 2.697 euro. Portate pazienza per i numeri, ma ha un senso questa domanda. Questi 2.697 euro sono perfettamente la differenza tra il capitolo 10-15 Fondo Amministratori Decreto Ministeriale 2022, che è quel provvedimento che è un contributo dello Stato che è stato dato al Comune, che viene dato al Comune per sostenere le spese, il compenso degli amministratori. Questo è stato messo tra le entrate in 36.121, ma è stato imputato nelle uscite per 33.424 e dunque ho una differenza fra questi due capitoli, il 2070 e il 1015 per la precisione, di 2.697, che è la differenza proprio fra le entrate e le uscite che non rientrano nelle prime due situazioni. Bene De Franceschi, perché ci racconti tutto questo? Vi racconto tutto questo perché dalle mie conoscenze, magari errate me lo conformerete, dunque questa che sto chiedendo è una verifica, fra virgolette, tecnica, magari ho capito male io qualcosa, magari la legge dice un'altra cosa, ma dato che il decreto ministeriale 2022 dà i fondi ai comuni in maniera vincolata, significa che possono essere utilizzati solo per le finalità per cui vengono dati, non trovo coerente che questi 2.697 di non imputazione del fondo sembrano essere imputati alle uscite generali. Questa è l'ultima domanda tecnica. Più importanti, che hanno una valenza politica, sono quelle che ho citato prima. Ho finito. Grazie consigliere De Franceschi, quindi possiamo rispondere fino alle prime tre, dopo le ultime considerazioni finali le lasciamo ai tecnici, allora mi sembra di capire. Va bene, allora per tutte abbiamo preso appunti delle varie richieste di chiarimento e lascio la parola agli assessori competenti che si passeranno la parola, penso a Bortoli, poi credo Treviso e probabilmente Zamberlan o Calgaro a seconda delle competenze. Prego. Grazie Sindaco. Allora, io rispondo per la prima parte in merito alle spese tecniche, il capitolo 1388 di cui si accennava prima. Sono spese tecniche, vado ad elencare un po' quelle che sono le scelte fatte. Allora, intanto sono i primi 5.000, si possono attribuire agli attestati di prestazione energetica per gli edifici comunali. Poi andando a sequenza verrà fatto uno studio di prevenzione incendi e verifica statica degli immobili. Questo è collegato all'ampliamento degli spogliatoi che abbiamo approvato nell'ultimo consiglio dello scorso anno come progetto. Poi abbiamo dei servizi tecnici per la pratica di soprintendenza monumenti e lapidi del cimitero di Ignago. E poi andando avanti abbiamo la progettazione del secondo stralcio funzionale del nuovo refettorio, e poi abbiamo una stima degli immobili, servizi tecnici per uno studio del traffico sul ponte di Castelnuovo, e questa è tutta la prima parte, quindi qui penso di aver dato un elenco. Ok, poi c'era la seconda. Il bando Avepa, abbiamo il progetto complessivo di 1.291.000 euro circa, e abbiamo gli 800.000 euro, quasi 900 da Avepa e i 400 quasi con il mutuo. Qui si andrà a fare un efficientamento energetico sulla scuola Rosa Agazzi, che comprenderà un impianto fotovoltaico, la sostituzione degli infissi esterni e un cappotto in tutta la struttura. Isolamento termico di sostituzione degli infissi esterni di tutti i serramenti. Quindi non c'è
quindi spese correnti non ricorrenti, si è inteso il senso, e poi la parte di efficientamento energetico del contributo a VEPA e del mutuo, perché il progetto vale la somma delle due voci, che mette in efficientamento energetico appunto la palestra. E quindi non c'entra il tema della comunità energetica. Proseguiamo con le risposte al consigliere Franceschi. Buonasera a tutti. Asilo nido, sì. Stiamo parlando quindi del capitolo 2454 ed è relativo alla scelta dell'amministrazione di affidare un incarico di accompagnamento a questa fase transitoria nel passaggio dall'attuale situazione dell'asilo nido e tutta la gestione non solo della parte burocratica amministrativa relativa all'autorizzazione e accreditamenti delle strutture, in particolare quella nuova, ma anche quindi della costruzione della gara d'appalto. All'interno di questo percorso stiamo prevedendo anche la possibilità di percorsi partecipati con la cittadinanza, quindi riteniamo particolarmente importante questo investimento. Grazie. Poi c'era la parte invece che riguardava le maggiori entrate di IMU, che mi sembra sia un tema semplice, nel senso che sulla base dell'accertato è stata misurata la prospettiva della maggiore entrata. Mi sembra che abbiamo esaurito tutti i punti. E c'è la parte del decreto 2022 sull'indennità di giunta, dei conti che non tornano al consigliere De Franceschi. Guardo il dottor Del Santo perché è una roba tecnica, sinceramente. A memoria, assolutamente. Ah, ok. 97,2. L'operazione di questa variazione quadra perché le entrate e le uscite quadrano 1.655.000 e adesso poi le somme non utilizzate vanno restituite, quelle lì degli oneri riferiti agli amministratori comunali. Non è che possiamo, ma non sono state spese, vanno restituite, è una norma, parliamo di 2.600 euro. Guarda, il totale 1.655.000 e 1.655.000. Cioè Anche perché il revisore del conto ha verificato che il revisore... Vuol dire che quei 2.697 sono stati messi all'interno. Dovevano metterli fuori. Quando invece il capitolo non è stato imputato. Io trovo un'incoerenza, ma appunto è un'incoerenza tecnica sulla quale voglio parlare con il Consiglio Comunale. Va bene, grazie. Sì, anche perché abbiamo il parere favorevole del revisore del conto, quindi ciò che è stato condotto vuol dire che insomma, tendenzialmente col parere favorevole del revisore del conto dovremmo essere. Prego, consigliere De Franceschi. Tra le varie risposte di cui ringrazio gli assessori, non ho colto pienamente, chiedo scusa, ma la risposta che mi ha dato l'assessore Treviso, perché la mia motivazione, bene i percorsi partecipati di coinvolgimento della popolazione verso la partenza di questa opera così importante, però non ho capito il perché, cioè perché siamo arrivati a mettere ora questa cifra, ci sono stati degli imprevisti, ci sono state delle cose non questo era il senso di fondo della mia domanda. Nessun imprevisto, semplicemente
Siamo ormai in prossimità della conclusione anche degli ultimi atti legati all'agibilità della struttura nuova, e noi ci ritroviamo con a breve un'assenza per noi comunque importante tecnica, che sarà quella del dottor Da Santo, e quindi noi abbiamo preferito essere tutelati e accompagnati in un percorso estremamente delicato come quello che è quest'opera, che per noi è molto importante. Non è una questione di imprevisti, è una questione, penso, di efficientamento. In più in che senso? C'è scritto acquisto della cucina. Sì. No, io mi riferivo alla consulenza. Perché non era stata prevista? No, io mi riferivo alla consulenza. Il progetto della cucina penso che non fosse incluso nel finanziamento iniziale, giusto? E dunque non era una spesa imprevista, diciamo, non era stata prevista, ma la non previsione rientrava tra le possibilità che vi siete dati. No, fa parte degli arredi funzionali alla gestione della struttura, no, dell'asilo. Quindi l'asilo è stato completato, siamo in fase di collaudo, siamo in fase di autorizzazione da parte degli enti preposti dell'ULSS, quindi siamo ora pronti ad acquistare una cucina. Era stata prevista in sede di progettazione iniziale. Perché si tratta di arredi. Perché si tratta di arredi. Vabbè, ho capito. E il PNRR finanzia la costruzione, non gli arredi dell'edificio. Collocato tutti i tasselli al loro posto, penso che non so se ci siano altri interventi. Consigliere D'Ameda, le chiedo se vuole fare un intervento, ma no, vedo che no, spontaneamente no, quindi no, benissimo, a posto, bene, possiamo passare alla votazione, quindi il punto dell'ordine del giorno numero 4, variazione del bilancio di previsione 25, 26, 27 e conseguente aggiornamento del documento unico di programmazione e piano delle opere pubbliche 25-27, favorevoli per alzata di mano. Sono 8, 9, favorevoli, no, per 15, 12, favorevoli 12. Contrari? Astenuti? 4. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità, favorevoli per alzata di mano. 8, 11, 12, 112. Contrari? Astenuti? 4. Bene. Grazie anche per questa votazione. Passiamo ora al punto numero 5, l'ordine del giorno, accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzato ad uso pubblico ininterrottamente da oltre 20 anni, per la legge 23 dicembre 98 numero 448, ordinaria amministrazione di funzione e servizi di competenza del funzionario responsabile del settore lavori pubblici, ecologia e patrimonio. Questa è una richiesta che ci arriva materialmente dall'ufficio di fare in modo che il Consiglio Comunale affidi in maniera, come dire, permanente l'incarico al funzionario responsabile del settore lavori pubblici, ecologia e patrimonio di acquisire a demanio stradale le porzioni di terreno che sono utilizzate ad uso pubblico ininterrottamente da oltre 20 anni, come dice appunto l'oggetto. Quindi diamo atto, facciamo rientrare i procedimenti di accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno che ho già detto sono a uso pubblico ininterrottamente da 20 anni, con un'acquisizione che praticamente lo autorizza a procedere senza dover ogni volta passare per il Consiglio Comunale. Quindi sono tratti di strada pubblici, privati, che vengono utilizzati ininterrottamente da 20 anni, quindi anche sistemiamo il patrimonio demaniale. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, quindi possiamo passare alla votazione del punto numero 5 dell'ordine del giorno, accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico ininterrottamente da oltre 20 anni, ordinaria amministrazione di funzione dei servizi di competenza al responsabile del settore lavori pubblici, che tra l'altro è qui stasera anche, lo ringrazio, l'architetto Giulio Sardori. Favorevoli per alzata di mano? Tutti favorevoli, contrari e astenuti nessuno. Diamo anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli per alzata di mano? Tutti favorevoli, contrari e astenuti nessuno. Punto all'ordine del giorno, scusate, numero 6, costituzione e nomina della Commissione Consigliare Ambiente e Territorio. È una delle commissioni consigliari che sono previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consigliari. Credo che
in questa fase qua i componenti sono 6, mi sembra, sono 6, quindi io ascolterei le designazioni dei capigruppo per la commissione, per comporre la commissione consigliare ambiente e territorio. Mi sembra che siano 4 a maggioranza e 2 a minoranza, alle minoranze, da individuare. Prego, consigliere Mantiero. Buonasera a tutti. Il gruppo di maggioranza designa i 4 consiglieri, la consigliera Dal Pezzo, la consigliera Perin, la consigliera Valente e la consigliera Benetti. E invece il Prego. gruppo, grazie, il gruppo consigliare Insieme di Più designa Angelo Rizzi e Anna Dal Bianco. Grazie. Io mi rimetto ai proposti. Ai proposti. Va bene, grazie. Quindi abbiamo, credo si possa passare la votazione palese, avendo Se siete tutti d'accordo, facciamo i sei componenti indicate. Quindi la commissione consigliare ambiente e territorio sarà composta dai 4 designati della maggioranza, Dal Pezzo, consiglieri Dal Pezzo, Perin, Valente e Benetti, mentre per parte delle minoranze i consiglieri Rizzi e Dal Bianco. Favorevoli per alzata di mano? Tutti favorevoli, contrari e astenuti? Nessuno. Diamo anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli per alzata di mano? Contrari? Astenuti? Nessuno. Bene, era l'ultimo punto all'ordine del giorno e in questo momento non ci sono particolari annunci da fare su attività culturali. Bravissimo, prendi il microfono. L'assessore a cultura vi comunica un paio di appuntamenti. Sì, buonasera a tutti anche da parte mia. Per quanto riguarda quest'estate abbiamo raddoppiato da 1 a 2 gli appuntamenti in Villa Cerchiari, quindi il venerdì 11 di luglio ospiteremo con Opera Estate Festival Lella Costa con l'opera La Fata, e mentre il giorno dopo, il 12, sabato 12, ci sarà per la prima volta a Isola Vicentina il Festival Internazionale della Musica del Veneto, dove ospiteremo un quartetto di musica veneziana. Ecco, quindi entrambi appuntamenti, uno ricorrente e uno nuovo, a cui appunto siete invitati. A proposito di ricorrenza. Giustamente. Buona serata a tutti, buone vacanze per chi le farà, ci rivedremo nel mese di luglio con un consiglio comunale per la variante del piano degli interventi, che passerà prima nelle commissioni. Grazie a tutti.